Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tragico schianto a Bolognetta. Nell'impatto con un'autocisterna muoiono 2 giovani, gravissimo un terzo, altri 2 sono feriti. Al via da oggi il nuovo codice della strada, pene più severe su caschi, cellulari, monopattini e per guide in stato di ebbrezza. Cade sul lavoro e viene abbandonato in strada a Panarea nelle Isole Eolie, indagato dopo un anno il datore di lavoro che sfruttava operai marocchini. Gli attivisti del centro sociale sgomberato a Catania chiedono spazi per gestire un consultorio, occupato simbolicamente il palazzo di città. Calcio, il Catania fra poco in campo al Massimino contro il Potenza, il primo di un doppio impegno a casalingo dei rossazzurri dalle 17 su Telecolor diretta stadio. Impegni in trasferta oggi pomeriggio anche per Messina e Trapani. Dunque in apertura la tragedia sulla Palermo-Agrigento, un'auto con 5 giovani a bordo è finita contro un camion cisterna. Il bilancio è tragico, 2 morti e 3 feriti, uno dei quali gravissimo. Marco Gullà. Stavano tornando a casa da una serata trascorsa con amici all'insegna della spensieratezza. Poi però, prima dell'alba, lo scontro fatale, incidente mortale questa mattina sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo di Bolognetta, proprio a pochi metri dal cimitero. Un'auto con 5 giovani si è scontrata con una cisterna. Nell'impatto sono morti il conducente Ruben Salvatore Saccio, di 25 anni, e Samuele Cusimano, di 21. I 2 erano originari di Villa Frati, comune della provincia di Palermo. All'ospedale civico è stato portato un 27enne in gravissime condizioni e resta la riserva sulla prognosi. Altri 2 giovani sono stati condotti al Brucchieri La Ferla, uno in codice rosso e l'altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna, originario di Agrigento. In questo momento i vigili del fuoco stanno lavorando sull'auto incidentata e soprattutto stanno cercando di estrarre la seconda vittima dalle lamiere, come vediamo anche dalle immagini. Parenti delle vittime in lacrime sul luogo dell'incidente. La fidanzata di una delle 2 vittime è disperata. Come farò senza di te, grida mentre una donna la sostiene. Incidente che arriva proprio nel giorno in cui entra in vigore il nuovo codice della strada. E appunto entrano in vigore da oggi regole più severe su cellulari, monopattini e guide in stato di ebbrezza. Vediamo dunque che cosa cambia per chi si mette alla guida. Francesco Triolo. Stretta per i neopatentati sull'utilizzo dei cellulari, sui monopattini e per chi viene beccato alla guida con un tasso di alcol sopra la norma. Entra in vigore da oggi il nuovo codice della strada che introduce misure più severe, a cominciare dall'utilizzo dei telefonini al volante, abitudine difficile da cancellare, che prevede multe da 250 euro a 1000 euro ed una sospensione automatica della patente di 1 settimana, oltre che 10 punti in meno sulla patente. Ma anche andare contromano senza cintura viene sanzionato in maniera più pesante. Tolleranza zero anche per chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Sanzioni da 2.170 euro alla doppia, sanzione pecuniaria e detentiva nei casi gravi, mentre l'eccesso di velocità comporterà multe sino a 880 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Sono delle regole giustissime, è giusto stare più attenti perché effettivamente i morti per la distrazione sono immensi, quindi è meglio stare più attenti, giusto avere queste sanzioni. Novità anche per i monopattini: scatta l'obbligo di targa, casco e assicurazione, divieto di circolazione contromano e limite di velocità a 50 km. Io uso giornalmente il monopattino e reputo che possa essere una cosa utile, ma forse in qualche punto è un po' eccessiva. Sono dei mezzi che, se usati con accortezza, non li reputo eccessivamente pericolosi. Certo, se lo utilizzi come un motorino, pensi di avere un motorino, chiaramente lì diventa un mezzo molto pericoloso. I neopatentati invece potranno guidare auto più potenti sino a 75 kW, ma il limite sarà per i primi 3 anni, mentre prima era solo per 1 anno. Ferito sul lavoro durante un incidente e abbandonato per strada, è successo a Panarea nelle Isole Eolie. Un operaio marocchino veniva pagato 7 euro al giorno dal datore di lavoro, adesso indagato dai carabinieri. Orazio Longo.
Si stava recando presso uno dei depositi della ditta operante a Panarea, alle Olie, quando a un certo punto è caduto, rimanendo schiacciato dal ribaltamento del muletto e riportando diverse fratture. L'uomo, un operaio irregolare proveniente dal Marocco, non è stato però soccorso, ma allontanato dal luogo dell'incidente è stato abbandonato nei pressi di una strada, dove poco dopo veniva aiutato da un passante che lo accompagnava alla guardia medica per poi essere trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. Questo l'antefatto avvenuto il 23 novembre dell'anno scorso, che ha dato il via alle indagini dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e della compagnia di Milazzo, che adesso hanno eseguito una ordinanza di divieto di dimora e sequestro penale preventivo emessa dal GIP di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di un cittadino italiano, datore di lavoro di fatto, operante nel settore edile, ritenuto responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Dalla ricostruzione degli inquirenti, il datore di lavoro avrebbe sfruttato, approfittando dello stato di bisogno, almeno 7 dipendenti marocchini non in regola, che avrebbero percepito una retribuzione sproporzionata tra i 5,70 € e i 7 € per almeno 10 ore di lavoro al giorno, 7 giorni su 7 senza ferie e permessi. Disagi all'aeroporto di Catania a causa di banchi di nebbia che hanno invaso la pista. 5 voli dirottati che sarebbero dovuti atterrare nello scalo di Fontanarossa, 4 a Palermo e 1 a Comiso. I 2 quelli cancellati. La SAC invita i passeggeri a contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni. Gli attivisti del centro sociale sgomberato mesi fa a Catania oggi hanno occupato simbolicamente Palazzo degli Elefanti per chiedere di avere uno spazio dove continuare l'attività. Adelaide Barbagallo. Contro la violenza di genere parlano i vostri fatti. Con questo striscione, a un anno dallo sgombero dei locali di via Gallo e di via Sant'Elena, che il centro sociale Mi Cuerpo es Mio aveva scelto come sede per aiutare le donne vittime di violenza, gli attivisti del consultorio e dello studentato 9500 sono tornati a manifestare con una occupazione simbolica del comune di Catania. Ci troviamo qua con un silenzio assordante da parte delle istituzioni, una mancata risposta e soprattutto una mancata soluzione a quello che è stato lo sgombero. Quindi oggi abbiamo deciso proprio di riprodurre una delle stanze del consultorio che è stata sgomberata, continuando a ribadire che nonostante il tentativo di neutralizzazione tutto questo non ci ha fermato. Da qui un appello alle istituzioni. Alla Fondazione Ursino Recupero, che appunto gestisce il bene pubblico immobile, quindi con a capo il presidente e il sindaco Trantino, anche se già abbiamo avuto dei tavoli e non abbiamo avuto alcun tipo di risposta, il vicepresidente che è il rettore in carica dell'Università Priolo, che abbiamo visto pure entrare nella rete antiviolenza della città metropolitana di Catania, all'assessore che ha la delega alle pari opportunità, ovvero Viviana Lombardo, che abbiamo visto spendersi e parlare durante il 25 novembre di contrasto alla violenza maschile sulle donne, però di fatto durante tutto l'anno non si è mai espressa, non ha neanche ricercato un dialogo con noi né tantomeno delle soluzioni rispetto allo sgombero di fatto di un presidio contro la violenza di genere. Al momento il consultorio continua a svolgere la sua attività grazie alla solidarietà di alcune associazioni che offrono i loro locali. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo per parlare fra l'altro di influenza. Oggi giornata di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-influenzale. In Piazza Università a Catania la possibilità di vaccinarsi. Adelaide Barbagallo. In Piazza Università, accanto ai mercatini di Natale, lo stand dell'ASP di Catania per sollecitare i cittadini alla vaccinazione. È un diritto alla salute, è un atto importante che serve a prevenire l'insorgere di eventuali patologie. Lo facciamo assieme a partner istituzionali importanti, di aziende ospedaliere dell'area metropolitana e assieme ovviamente all'università. E l'Influ Day, una giornata di sensibilizzazione con la possibilità per chi lo vuole di vaccinarsi contro l'influenza. Opportunità subito accolta da una docente dell'Ateneo catanese. La vaccinazione è importantissima non soltanto per proteggersi dal virus influenzale, ma anche per proteggerci dall'uso inappropriato degli antibiotici. Le feste di Natale si avvicinano, saranno giorni di grande convivialità e per chi lo vuole è questo il momento migliore per vaccinarsi.
Babbo Natale con una coppia di supereroi, Superman e Spider-Man, per divertire i piccoli pazienti malati di tumore. La strana compagnia è partita da Catania per andare all'ospedale Regina Margherita di Torino e in particolare nel reparto di oncomatologia pediatrica per regalare doni ai ragazzi e ai bambini ricoverati. L'associazione Angelica, la forza del sorriso, nasce da un'idea della famiglia della bambina e quindi da papà Salvo, mamma Maria Grazia e del piccolo fratellino Gabriele, che vogliono trasformare il dolore in amore, continuando quello che aveva seminato Angelica nei suoi pochi anni di vita. E torna oggi in diretta alle 14:30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia il punto di Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto qua in studio, che ospiterà quelli che qualcuno ha soprannominato i tre tenori. Sì, intanto ciao Lorena, i tre tenori, insomma c'è grande interesse, Lombardo, Miccichè, La Galla. No, non si parla di musica, si parla di politica, il nostro è un approfondimento, diciamo, che cammina sulla politica, quindi questo è certamente la novità degli ultimi mesi, sarà la novità delle prossime consultazioni elettorali. Il nuovo partito di Lombardo, Miccichè e La Galla, tre soggetti apparentemente tutti di centro, ma apparentemente tutti diversi tra di loro, che hanno deciso di fondare un movimento. Adesso cercheremo di capire di che si tratta. L'hanno presentato mercoledì scorso a Palermo, la prima uscita televisiva da noi al punto, quindi insomma c'è grande interesse anche su questa vicenda. Con me ci saranno anche, oltre La Galla, Miccichè e Lombardo, tutti insieme, e ci saranno anche i giornalisti, insomma, pronti a fare le loro domande. Ci sarà il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, ci sarà l'inviato della Sicilia, Mario Barresi, ci sarà come sempre il nostro Antonio Condorelli. Quindi appuntamento alle 14:30, subito dopo il TG. E domani poi alle 14 su Antenna Sicilia. Grazie Luca Ciliberti, noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, il calcio alle 17:30, il Catania in campo al Massimino contro il Potenza. È il primo di un doppio impegno casalingo dei rossazzurri. Dalle 17, appuntamento su Telecolor con diretta stadio. Sentiamo Francesco Triolo. Il momento di accelerare, il momento di fare della compattezza del gruppo la propria arma vincente, lo ha detto a chiare lettere ieri Mimmo Toscano nel presentare la partita di oggi pomeriggio al Massimino contro il Potenza. Serve una vittoria che non valga solo per la classifica, anche quella, ma che soprattutto serva ad alimentare fiducia, entusiasmo e dare continuità. E poi, aspetto non secondario, con una vittoria i rossazzurri scavalcherebbero proprio i lucani in classifica. L'avversario lo presenta proprio Mimmo Toscano. Ha un'identità ben precisa e ben definita. La maggior parte delle partite le ha disputate con un 4-3-3 molto dinamico e molto fluido. Una squadra che ti sollecita tanto, per come stiamo facendo noi, stiamo interpretando le gare, l'attenzione e la concentrazione deve essere alta. Concentrazione alta e necessità di fare bene davanti ai propri tifosi, scrollandosi di quella pressione che il Massimino sa darti. I convocati sono 19, l'ultimo assente che va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili è Matteo Di Gennaro, che ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro e tornerà solo dopo la sosta. Fuori causa anche gli annunciati Beters, Celli, Di Tacchio, Guglielmotti, Luperini. In porta giocherà Adamonis, in difesa possibile Gerardi, Quaini e Anastasio, oppure spazio a Geca. Più difficile Castellini. Torna tra i titolari Anastasio, che ha scontato la squalifica. In avanti conferma per Jimenez, Stop ed Inglese. Calcio d'inizio alle 17:30 su Telecolor, dalle 17, 3 ore live con diretta stadio. Collegamenti al Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. E impegni in trasferta oggi pomeriggio anche per Messina e Trapani. Sergio Colosi. Il Capuano Ter parte da Caserta. Dopo la rottura con il Taranto il mese di Foggia, Ezio Capuano cambia squadra per la terza volta in stagione e da oggi cerca rilancio e riscatto con il Trapani. Antonini sperimenta il suo ritorno in panchina per restituire dignità e classifica ad un organico che vale molto di più degli attuali 24 punti. C'è tanto lavoro e le prime indicazioni di Caserta torneranno utili anche al direttore sportivo Pavone nell'ottica del prossimo mercato.
Si riparte ovviamente dal 3-4-3, ristabilendo alcune gerarchie in attacco con il tridente Canutè-Lescano-Bifulco. La vittoria di Crotone ha interrotto la serie consecutiva di 6 pareggi, 11 in 18 giornate della Casertana, che punta a salutare la zona play-out. Capuano studia il futuro, ma cerca subito vittorie e consensi, motivando una squadra che non ha mai espresso con continuità il suo potenziale. Sull'orlo di una crisi di nervi senza ritorno, il Messina affronta a Biella la Juve Next Gen, rilanciata dal ritorno di Brambilla e dai successi contro Taranto e Cavese. I giallorossi, privi di figure societarie e tecniche di riferimento, quasi abbandonati al loro destino, sperano di respingere gli attacchi degli avversari in uno scontro salvezza dal sapore di sorpasso bianconero. L'unico che resiste è Modica, che potrebbe scegliere un 3-5-2 più coperto, assenti Pedicillo e Re. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto con Luca Ciliberti, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.